Oggi siamo in compagnia di due amici locali, belli grossi, Dentice Imperiale rigorosamente locale, e abbiamo in un mare di pescatori la nostra pescatrice rigorosamente locale. Ma oggi vi preparo la pescatrice e vi faccio vedere come. Ed eccoci qua, chef! Il mare oggi ha portato lei, la nostra pescatrice, e guarda, la prepariamo con un bel pacchero. E dopo aver pulito la pescatrice abbiamo fatto aglio e olio e alziamo il nostro aglio bello biondo e poi mettiamo la pescatrice. Vai chef, vai! Eccola qua, vai! Rigorosamente locale. E per questo sughetto non possono mancare i pomodori del piennolo, vai! Vai giù, o profumo in Napoli, o basilico, vai! E vai! Gli diamo un bel profumo. E vai con una spolverata di sale e pepe, ragazzi, vai! Per la nostra pescatrice. Adesso la lasciamo cuocere 25 minuti più o meno e poi vi facciamo vedere il risultato finale. E voilà, il sugo della pescatrice. Paccheri monograno Felicetti, vai chef, vai con i paccheri. Ecco il sugo della pescatrice. Prepariamo la pentola per mantecare la pasta monograno Felicetti. Vai chef, ci siamo? Pronti a mantecare i nostri paccheri. Aggiungiamo un po' di profumo di Napoli, vai! Un basilico. Pronti ad impiattare la nostra pescatrice. Dopo averla poggiata nel vassoio abbiamo i nostri paccheri. E vai così, vai! Ovviamente questa è una porzione per 6 persone. Ragazzi, eccolo qua! Guardate che spettacolo, il nostro sugo, vai giù, sugo, eccolo qua, guardate che spettacolo, Signore e signori, la pescatrice rigorosamente locale con i paccheri è servita, con tradizione e innovazione. Signori, e questa la mangiamo noi, io, lo chef e tutto lo staff, noi assaggiamo però per primi. Vai chef. Vai giù, è uno spettacolo.